Invito il dottor Giago. Buonasera a tutti, ringrazio gli amici compagni di Selle Rovigo per avermi invitato a questo importante convegno e penso che come Federazione per la Rete di Selle cercheremo di contraccambiare il vostro invito promuovendo anche noi un opportuno momento di riflessione sulle grandi questioni ambientali che interessano sia l'Emilia Romagna sia il Veneto. L'ultimo intervento che mi ha preceduto mi semplifica abbastanza la vita, nel senso che avrei anch'io esordito con le osservazioni che ha fatto l'architetto Costantini, nel senso che oggi all'ordine del giorno della politica, del mondo economico italiano, non c'è la questione di realizzare un parco interregionale nel Delta del Po o un parco nazionale o secondo i valori naturalistici e gli altissimi livelli di biodiversità di quest'area, l'attivazione di un parco di valore internazionale. All'ordine del giorno da anni c'è la realizzazione di un parco energetico internazionale, perché oramai in questo territorio si attestano tanti e tanti progetti che vanno nella direzione non tanto di valorizzare economicamente questo territorio, di concedere e svendere questo territorio a degli interessi economici molto precisi che però contrastano con la natura di questo ambiente, contrastano con i valori identitari, con la storia del Delta del Po in generale. Poco importa parlare dell'abitante emiliano-romagnolo o di quello veneto. E oggi l'ambiente sta male del Veneto. Io prima di venire mi sono rivisto un po' tutta la cineteca, un po' tutto l'altro, i grandi collaboratori. Ad esempio Massimo, ho parlato con Massimiliano Costa, uno dei migliori biologi dell'Emilia Romagna e non solo, stato direttore fino a poche settimane fa di una delle aree protette della regione di Romagna, il parco di Geste Romagnosa, e gli ho chiesto come sta il Delta, come diciamo l'ultima valutazione, e lui mi ha detto sta male nel senso che ad esempio le garzaie migrano dalle zone umide dell'Emilia Romagna verso le zone umide venete, non solo nel Delta del Po Veneto, ma arrivano anche nella laguna di Venezia. Le sterne si spostano a nord, i gabbiani comuni si spostano a nord, stanno bene i fenicotteri rosa perché hanno bisogno di ambienti sovrasalati, e noi già abbiamo la salina di Comacchio, la salina di Cervia, ma la qualità dell'acqua, soprattutto dell'acqua dolce, peggiora. C'è meno acqua e l'acqua è più cattiva, l'ingressione del cuneo salino aumenta e il nostro territorio, insomma, dimentichiamo che cos'è un delta. Un delta è un territorio fragile per eccellenza, per antonomasia. Noi rischiamo di perdere delle parti di territorio. Noi rischiamo di perdere a Comacchio parte del Lido delle Nazioni, parte del Lido di Spina, perché c'è l'erosione costiera e c'è anche sul versante veneto, e la centrale di Porto Tolle è in una delle aree più fragili che ci sia. È una follia continuare ad investire in quel territorio, e soprattutto
una centrale a carbone, per tutte le cose che ha detto, che ha ricordato l'architetto Costantini, provoca produzione di gessi, spostamenti di masse, di quantità immense, per cui traffico, camion, cioè sono operazioni scassa territorio. Massimo Medri giustamente ricordava la mucillagine, ma come non ricordare i divieti alla balneazione lungo la costa adriatica, mica solo di Emilia Romagna, mica solo di Emilia Romagna. Ci siamo riusciti a ridurre il fosforo nei detersivi, è stato perché c'è stata una mobilitazione delle popolazioni costiere, e io credo moltissimo a far crescere dal basso le cose, a far crescere dal basso le cose, e le questioni ambientali del delta, il nostro delta, non quello emiliano-romagnolo, non quello veneto, del delta, si risolvono non alla scala regionale e nemmeno alla scala nazionale. Non si risolvono alla scala nazionale, perché le questioni che pone Massimiliano Costa, la qualità dell'acqua o il rifacimento delle nostre coste, il fatto che i fiumi non portano più sedimenti a mare, il fatto che la regione Lombardia vuole bacinizzare profondamente i tratti del fiume Po, evocano, come peraltro ricorda anche correttamente il governatore del Veneto Zaia nella presentazione di questo volume. Lui evoca la Carta di Venezia, evoca la necessità di politiche di macroaree. È verissimo. Cos'è la pianura padana di cui noi siamo il terminale? È una delle aree economiche più ricche del pianeta, è una delle aree più inquinate del pianeta. Se uno vede la pianura padana da un satellite, vede una nuvoletta rosa che incombe sulle nostre teste, e l'età media delle popolazioni della pianura padana, come delle popolazioni della Ruhr o della Mosella, è di 38 mesi inferiore a quella delle altre popolazioni europee. Allora, se è vero che c'è bisogno di avere dei modelli economici sostenibili che non riusciamo più a reggere con un'economia insostenibile come quella occidentale, come quella europea, se è vero che l'Unione Europea si è dato l'obiettivo ambizioso del 20 più 20 meno 20, è pensabile che questo obiettivo si possa raggiungere con delle politiche indifferenziate, con dei finanziamenti a pioggia? O non è invece vero che questi risultati si possono ottenere con delle politiche di sistema e con delle operazioni effettuate a livello di macroarea? Ad esempio, io sono uno di quelli che sostiene, per fortuna non da solo, però c'è bisogno per portare avanti certe idee di una politica diversa, e poi arriverò rapidamente, quando concluderò, a parlare di nuovo di questo. C'è bisogno di un'intesa di sostenibilità tripartita tra Unione Europea, governo centrale, quello italiano, e le regioni padane, perché le operazioni fatte negli anni scorsi, ad esempio, che hanno portato ad un'intesa tra le regioni padane per sospendere per una giornata invernale la circolazione delle macchine in tutta la pianura padana, sappiamo che sono politiche che hanno le gambe corte, perché occorre ben altro, e occorrono delle politiche sovranazionali. Ecco perché, ad esempio,
il Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna, ma mica da solo, anche con il Parco Veneto, in questi anni hanno coltivato delle politiche di rete con le altre aree protette, ad incominciare da quelle fluviali del Po, tanto che uno dei primi atti di collaborazione tra Parco Veneto e Parco Emiliano Romagnolo è stato quello di promuovere un protocollo di collaborazione e d'intesa con i 3 enti di gestione dei 3 tratti provinciali del Po piemontese, con quello torinese, con quello cuneese e con quello alessandrino. E poi quando è subentrata Federparchi proponendo e attivando il coordinamento tra tutti i parchi fluviali della pianura padana, ci siamo ritirati, così come i 2 parchi del Delta del Po si sono trovati assieme nell'associazione Delta Chiama Delta, assieme al parco del Danubio, assieme al parco dell'Ebro, assieme al parco della Brière e a tanti altri ancora. Ed ecco perché siamo stati anche molto attivi dentro Federparchi. E qui arrivo ad una delle questioni. Cioè, con quale profilo non solo il mondo dei parchi, non solo Federparchi, ma le forze politiche, perlomeno diciamo quelle che fanno dell'ambiente, della sostenibilità, della promozione della sostenibilità una delle loro bandiere. Cioè, come affrontano le sfide che ci pone la crisi? Una crisi che è scoppiata negli ultimi tempi, ma insomma di cui i sentori c'erano da un pezzo, perché ad esempio il ministro Prestigiacomo ha incominciato nel 2008 a raccontare la favola dei parchi come poltronifici, della necessità di semplificare, in sintonia ovviamente con Berlusconi e con il centrodestra, di incominciare ad eliminare un po' tanto dei cosiddetti porti intermedi, no? Tutto questo Stato, riduciamo, semplifichiamo. Qual è stata la risposta che è stata data dal mondo delle aree protette e anche dei partiti di sinistra e di centro-sinistra? Per me una risposta sbagliata, una difesa, si fa per dire, ad oltranza della 394. Io insomma abbiamo discusso tante volte in Federparchi. Possibile che di fronte all'attacco della Prestigiacomo si possa rispondere solo dicendo che tutto va bene, che non bisogna toccare niente, che non si può organizzare meglio il sistema delle aree protette, che la 394 ha già dato e che a 20 anni di distanza è venuto il momento forse di pensare a qualcosa di nuovo? La risposta è stata: la 394 non si tocca, chi permette a Racci, tanto per fare un nome. Infatti adesso ci arriviamo, perché se io penso all'Emilia Romagna ha un sistema di parchi che è ridicolo, perché non sono parchi, sono riserve camuffate per molto tempo, perché il parco del Delta del Po sembra tanto forte, certo ha fatto tante cose, è anche un parco di successo, solo in 5 anni è riuscito a fluidificare investimenti per 30 milioni di euro nell'Emilia Romagna. Se andate a parlare con la gente, si dice che sono pronti a prendere i portoni per difendere il parco, e in molte altre aree protette d'Italia ed Europa, perché i parchi aumentano e sono amati dalle popolazioni, come ha dimostrato recentemente lo studio del professore Roberto Gambino su tutte le aree protette europee. Però si può e si deve cambiare.
si può e si deve cambiare. In che modo? Sulla base di un'idea precisa di cos'è la rete ecologica europea, di cos'è la rete ecologica italiana, di cosa sono le reti ecologiche europee, di come funzionano e di come vanno fatte funzionare al meglio. E qui c'è molta confusione e ci sono anche dei ritardi culturali profondi da parte della sinistra italiana. L'anno scorso è stato l'anno celebrativo del ventennale della 394. Quest'anno è l'anno del ventennale della direttiva Habitat. L'Unione Europea ha fatto, tutti noi siamo anche contenti, no? Perché in Italia con Rete Natura 2000 il sistema di protezione coperto dalle aree protette è passato dal 10% al 21%. E non si è pensato però al fatto che insomma questa politica europea sulle aree protette è tutto sommato una politica debole, perché i parchi rispondono all'esigenza oramai conclamata da tutto il livello scientifico, cioè che gli habitat si difendono soprattutto all'esterno degli habitat. La direttiva Habitat cosa fa? Dice questi sono gli habitat, contestiteli, cioè non si è mai posta il problema al di là della definizione dei piani di gestione di come poi quelle aree saranno veramente governate. Arrivo subito alla conclusione. Non più tardi di 2 settimane fa Europark ha incontrato il commissario europeo all'ambiente Potočnik, è uno sloveno. Quest'anno Europark svolgerà la propria assemblea annuale in Belgio, parteciperà il commissario all'ambiente e si discuterà del problema della gestione dei parchi, perché l'Unione Europea questo problema non è riuscita a risolverlo. In Italia, come in altri paesi, ovviamente con la presenza di 2 sistemi, un sistema, una rete incardinata nei parchi che vanno considerati dei ruoli strategici, un'altra rete banalizzata solo sul sistema dei siti di Rete Natura 2000, ha portato una regione come l'Emilia Romagna a dare delle martellate e delle picconate alla 394, perché quello che dice, perché insomma io ci ho anche litigato con Ernesto Realacci quando dice non possiamo toccare la 394. Cosa dice la 394? Qual è la filosofia della 394 che Ceruti conosce benissimo perché è uno dei padri? Che i parchi sono dei territori speciali per i quali occorre una gestione speciale e occorrono delle istituzioni dedicate speciali e occorre che ogni parco abbia un suo governo. Cosa fa la Regione Emilia Romagna? Cancella, perché mette tutti alla pari le riserve, i siti di Rete Natura 2000 e i parchi. È una rete senza i nodi costituiti dei parchi, si scioglie. Ma questo non succede solo in Emilia Romagna, succede anche nel Lazio, perché il Lazio ha un progetto di legge che prevede che cosa? Che i parchi vengono affidati in gestione a delle unioni speciali di comuni, e l'Umbria è stata la prima regione che ha deciso di affidare la gestione dei parchi alle province.
Conclusione. L'Emilia Romagna sbaglia perché ha anche una storia, ha tanti pregi, una grande politica di welfare, però insomma è una regione molto sviluppista, c'è ancora un'idea dello sviluppo che porta l'Emilia Romagna ad avere un consumo del territorio che è doppio rispetto ad una regione come la Lombardia. Occorre che sulle questioni ambientali ci sia uno sforzo vero, più forte. Lui giustamente mi sollecita a chiudere, voglio chiudere, non sono oggi in condizione di dare una risposta alla compagna Francesca quando mi dice qual è l'idea? No, come si può modificare? Io l'idea ce l'ho, c'è bisogno che se siamo d'accordo anche con l'input forte che il nostro leader ha dato con l'intervista all'Unità di domenica scorsa, e cioè che SEL deve stare in campo politicamente in modo forte, che deve strutturarsi. Ecco, appunto, so che Carlo Alberto si sta occupando di strutturare un forum come SEL delle aree protette. Ecco, io spero che questo nostro incontro serva per strutturare il nostro partito in modo forte, perché io penso che ci siano le intelligenze dentro SEL e anche fuori di sé, diciamo, nel mondo scientifico, nel mondo culturale, che se opportunamente fluidificate possono dare un profilo riformista vero, diciamo, per una sinistra nuova, per una sinistra aperta, per una sinistra europea, che sappia parlare al cuore degli italiani, che sappia parlare al cuore degli europei e che sappia dare una risposta in positiva ad una crisi drammatica che ci interessa a tutti. Grazie. His first defeat by clutching at hair cut from his skull, a pigtail. Enter the modern man, like a young brave with a price on his head. Delilah, say Samson, stick these up your